Altro colpo esterno per il Sant'Orso che conquista la quinta vittoria in altrettante trasferte in questo magico inizio di stagione 2011-2012. Mister Barattini deve rinunciare all'infortunato Ricci, allo squalificato Donati, manca anche Pagnetti, anch'egli infortunato. Gioca Brocca sulla corsia di destra in quello che inizialmente è un 4-2-3-1 con Tanfani di punta. Risponde il Mondolfo di Mister Casucci che paga l'assenza dell'infortunato Marcello Zauli, prezioso regista in mezzo al campo. Dopo un buon inizio dei padroni di casa che si perdono però in tanti cross dalla tre quarti facilmente intercettati dalla difesa ospite, al 16° minuto arriva un calcio d'angolo per gli ospiti, lo batte Donini, un gol di mano di Maltoni, viene intercettato dall'arbitro che ammonisce anche il numero 11 rossoblu, ma 5 minuti dopo dalla stessa bandierina sempre Donini pennella una traiettoria che Sindaco va ad incornare per la zampata vincente di Capitan Giuliani, che con il suo terzo gol stagionale porta in vantaggio il Sant'Orso. Da qua cala il Mondolfo, sale di tono la squadra di Barattini. Donini, anche oggi schierato praticamente a ridosso delle punte, si esibisce in una serpentina in area, la palla arriva a Tanfani che tira di punta sul primo palo, è bravo Falcinelli a chiudere in corner. Risponde la formazione di casa e qua passiamo al 41° con un bel destro al volo di Pennacchini. È bravo e attento Casalino nel suo primo vero intervento in questo sabato pomeriggio. Immediatamente dopo questa bella parata di Casalino arriva un contropiede che può essere letale, Tanfani con quest'ultimo che impegna ancora una volta l'attento portiere di casa. Sul corner che segue Gualandi di testa mette alto. Parte forte il Mondolfo nella ripresa, dopo 2 minuti c'è un tiro di sinistro alto da parte di Giommi. Un minuto dopo, quindi al terzo minuto, sempre di mancino, questa volta è Goffi, finalmente entrato nel vivo dell'azione della sua squadra, a sfiorare il pareggio per la squadra di Casucci. Al 7° minuto ancora Goffi con una dormita in area rosso-blu sfiora il pareggio. Scendiamo al 18° quando qui c'è un episodio che un po' pregiudica il tentativo dei padroni di casa di pervenire al pareggio, l'espulsione di Erradi per doppia ammonizione. Appunto siamo soltanto al 18° della ripresa, tutto si fa difficile per il Mondolfo che di fatto da qua non si fa più pericoloso e puntualmente arriva una magia per il gol del 2-0 di Claudian Marcu, entrato da pochissimo al posto di Tanfani, e questa di fatto è l'ultima azione pericolosa del match. Grande sinistro di Marcu che chiude una bella azione personale. Dunque possiamo parlare tutto sommato di un successo meritato. Per altre 24 ore il Sant'Orso si gode la testa della classifica, per il Mondolfo invece c'è molto da lavorare. Segnaliamo anche qualche tensione a fine gara tra qualche tifoso e allenatore e l'attaccante Gianobili della formazione granata, oggi in maglia bianco-azzurra. Allora siamo con Carlo Casucci, allenatore del Mondolfo, per analizzare questa sconfitta interna. C'è ovviamente delusione per il risultato, ma vediamo come è venuta questa sconfitta. È un risultato che premia comunque sia i vostri avversari per quello che si è visto nei 90 minuti, secondo te? Ma diciamo che secondo me abbiamo fatto anche oggi una buona gara, all'altezza secondo me anche del Sant'Orso, che chiaramente è una squadra molto titolata, anche perché viaggia nelle prime posizioni, e sicuramente con pizzico di fortuna il risultato poteva magari essere diverso, come magari ci è successo anche nelle ultime prestazioni. È un momento insomma che così dobbiamo andare avanti e cercare di cambiare, di raddrizzare questa situazione. Chiaramente il Sant'Orso ha trovato il gol, non ci siamo riusciti, poi nel secondo tempo la partita si è complicata, i primi 10 minuti potevamo riuscire ad arrivare al pareggio, poi invece è successo in pratica espulso un giocatore, quindi eravamo in 10, ci abbiamo provato col cuore, però insomma fatto il 2-0 la partita era chiusa. Per quel che riguarda il primo tempo, sicuramente siete partiti meglio, magari meno bene di quanto siete partiti nel secondo tempo, in cui c'era stata una vera e propria sfuriata. Avete forse fatto un po' il gioco del Sant'Orso, con tanti cross dalla tre quarti contro una difesa alta, 1,90 m di media praticamente? Sì, infatti dovevamo sicuramente riuscire ad attaccarli, a mettere il cross sicuramente più pericolosi dal fondo e non dalla tre quarti. Infatti diciamo, abbiamo provato anche a dirlo ai ragazzi, però insomma ecco, invece sono successe molte volte le situazioni che dici, dovevamo essere più bravi in quelle situazioni, magari attaccare le palle a terra e riuscire a trovare poi i cross magari più pericolosi dal fondo, come alcune volte ci siamo anche riusciti, però diciamo ecco, non siamo riusciti poi dopo a finalizzare.
Goffi un po' fuori dal gioco nel primo tempo, è entrato decisamente in partita nel secondo, tutte le azioni passavano dai suoi piedi, le conclusioni più pericolose sono state le sue, anche questa può essere stata una chiave. Sì, Gianluca sicuramente è un giocatore che per noi è fondamentale, sta facendo anche quest'anno la differenza. Sicuramente magari dalle prime partite è un pochettino in calo, ma ci sta, però sicuramente anche oggi ha dato il suo contributo, non ha inquadrato la porta, non è riuscito, diciamo, a inquadrarla, però è sicuramente per noi un giocatore fondamentale. Prima tu hai detto dobbiamo andare avanti perché adesso ci sta girando così, per andare avanti serve anche tranquillità. Fine partita, qualche episodio con il pubblico che ha beccato te in particolare, un tuo giocatore, sono cose che magari non fanno bene per poter andare avanti come tu vorresti. No, io sicuramente sono amareggiato per la sconfitta perché questa qui è una squadra che dà tutto in campo, si vede, anche oggi come in altre situazioni avrebbe meritato molto di più, stiamo giocando anche bene, palla a terra e magari qualche tifoso non ha a cuore, diciamo, la squadra, perché ecco, in questi momenti che bisognerebbe secondo me stare un po' più vicino alla squadra, ma a noi questo veramente non ci deve interessare niente, dobbiamo lavorare sul campo e venirne fuori, anche perché secondo me abbiamo le qualità e la possibilità sicuramente di riuscire a fare più risultati sicuramente. Un'ultima battuta, questo Sant'Orso che si gode altre 24 ore da capolista, ti sorprende per quello che si è visto oggi, per quello che tu conosci di questa squadra? Ma sicuramente è una squadra molto ben guidata secondo me, perché Barattini comunque è un ottimo allenatore, e è una squadra che imposta la partita magari in maniera diversa da quelli che sono il mio credo calcistico, però sicuramente è un'ottima squadra, dimostra anche con le 5 vittorie esterne sicuramente che riescono con questo gioco a mettere in crisi gli avversari. Io penso, ecco, che possa mantenere queste posizioni di classifica anche fino in fondo, lottando per le prime posizioni. Con Roberto Barattini noi ascolteremo questa intervista martedì, quando ancora non sapremo i risultati della domenica, però tra l'esultanza dei ragazzi però ci sono altre 24 ore da capolista da godersi dopo questo 2-0 venuto qua. La partita, insomma, siamo partiti bene, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo me siamo andati in vantaggio meritatamente, poi dopo il secondo abbiamo legittimato, penso, la vittoria piena. C'è qualcosa che ti ha agevolato forse nell'atteggiamento del Mondolfo? Ne parlavamo anche con mister Casucci, ci ha ammesso che tutti questi cross dalla tre quarti non aiutavano sicuramente la sua squadra per far male alla tua, in questo senso una mano è arrivata anche dall'avversario al di là dei vostri meriti. Loro, il primo tempo specialmente, davano molta ampiezza, avendo anche un campo molto largo, invece i miei ho sempre chiesto di verticalizzare il più possibile e con 2 passaggi penso che siamo sempre arrivati, insomma, in zona gol, anche se poi dopo le azioni nitide ne abbiamo avute al secondo tempo, anche sfruttando la superiorità numerica. Però anche quando uno ha l'uomo in più non è sempre facile portare l'uomo davanti alla porta, o magari non è scontato che uno deve vincere per forza. Per quel che riguarda invece la prestazione, diciamo un po' così, in generale vostra in trasferta, è un caso questo 5 su 5, perché comincia a essere quasi qualcuno magari comincerà a sfogliare anche gli annali. Non lo so, comunque ci va anche bene, ci gira bene, cioè siamo in palla, stiamo bene anche mentalmente e in più ci gira bene, che tanto deve girare bene. Il primo posto in classifica lo riguardate anche questo sabato, oppure continuate a fare il conto alla rovescia dei 40? Sempre. Non siamo una squadra che può lottare fino alla fine, per adesso. Quindi comunque sia, gli obiettivi non cambiano, si continua a fare conto alla rovescia. Arriva il Marchionni adesso, non si può ignorare che arriva un derby comunque sia, che sarà un seconda contro terza o prima contro terza o prima contro seconda, non si sa, resta il fatto che è comunque una partita di grande richiamo, il derby più sentito, tanti ex in campo, diciamo che ci sono tutti i presupposti per far sì che venga fuori una gran partita. Che partita vedi, come lavorare in settimana? Allora, io spero prima di tutto che sia una bella partita, una partita molto tranquilla, insomma, che deve vincere, insomma, lo sport. E sono due belle squadre che sono posizionate nei primi posti di classifica, perciò deve essere anche un onore per Fano avere 2 squadre che lottano, insomma, in questo momento ai vertici della classifica. Poi dopo il derby è sempre il derby, perché tanto i ragazzi lo sentono, degli ex ce ne sono tanti, me compreso, però ecco, spero che sia una bella partita.
Certo, il risultato spero a mio favore, però sarei bugiardo dire di no, voglio dire. 2 punti di forza per chiudere di questo Sant'Orso, correggimi se sbaglio, innanzitutto il chi gioca gioca, perché oggi ne è stata la dimostrazione, e l'altro poi che siete anche in una condizione fisica invidiabile, perché fino al 91esimo, 92esimo con un uomo in più avanti di 2 gol ancora entravate con decisione e correvate su ogni palla. Sì. Stiamo bene fisicamente e anche mentalmente, logicamente questi sono, a parte 2 o 3 che sono 82, sono tutti ragazzi del 90, 89, 90, 91, 92, perciò molto entusiasmo e uno vale l'altro. Si alternano bene a vicenda, oggi mancava Ricci, abbiamo vinto uguale, l'altra volta Pagnetti, abbiamo vinto uguale. Si sostituiscono bene e per mia fortuna.